un fiume attraversa il cortile esterno. L'acqua crea equilibrio con il fuoco, la fiamma delle torce scolpite sulle balaustre di marmo bianco. Dietro il cortile esterno, protetto da fieri leoni, si trova il cuore cerimoniale del palazzo. Per ricompensare i nobili, i ministri e i generali, l'imperatore mostrava il suo profilo divino dalle terrazze dell'edificio più grande, il maestoso salone dell'Armonia Suprema. Durante cerimonie organizzate con accurate coreografie, ondeggiavano i vessilli che riproducevano i generali e i burocrati di ogni regione. A uno schiocco di frusta e al grido di Kovktov aveva inizio la magia. Migliaia di schiavi si inginocchiavano all'unisono, con la testa sul suolo lastricato, cercando di scorgere l'immagine furtiva di un dio, il venerato figlio del cielo. Infervorato dal clima di adorazione, l'imperatore si ritirava sul suo magnifico trono dorato, dietro nubi di incenso. Erano momenti di un rito cosmico, cerimonie destinate a irradiare l'armonia in tutti gli angoli dell'impero. Per sovrani come Yongle, brillante, erudito e generale, il riverito dragone era una protezione irrinunciabile. Ma per altri imperatori tutta questa responsabilità si rivelò un peso eccessivo. Dietro il salone dell'Armonia Suprema si trovano gli appartamenti dell'imperatore, un labirinto domestico vigilato da un esercito di eunuchi e di schiavi castrati, che raggiunsero il numero di 20.000. Alcuni di questi schiavi, ambiziosi e astuti, erano in grado di esercitare la loro influenza sugli imperatori più deboli. Per le donne del palazzo, però, non tutto era così incantevole. Molti di loro conobbero una vita sventurata, ridotte a damigelle d'alcova, con la morte come unica alleata per fuggire da questa prigione dorata. Nel salone della purezza celestiale, gli imperatori adempivano quotidianamente ai loro obblighi di Stato. Era la macchina dell'impero governata dal favoloso trono dei 9 draghi, che alla fine venne attaccato da un avversario più sagace degli eunuchi. Una regina osò, negli ultimi anni della sua vita, sedersi sul trono sacro. Zuxi, della dinastia Qing, chiamata l'imperatrice del drago, dilapidò nell'irresolutezza e nella corruzione la vitalità dei poderosi figli del cielo. Con suo nipote, Pu Yi, si estinse una stirpe di imperatori cinesi con oltre 2000 anni di storia. Nell'ultimo secolo, il tranquillo giardino dell'imperatore Yongle, situato al centro dell'universo, fu assediato da ogni parte. La città proibita, da faro di armonia e di potere, divenne una fortificazione difensiva.
Quando nel 1912 fu istituita la Repubblica, il nuovo presidente fece prigioniero Pu Yi nella sua città Probite. Poco dopo dichiarò illegale la monarchia. Fu un finale sfarzoso, ma senza rituali. In quel momento prese avvio una nuova forma di pellegrinaggio. Migliaia di curiosi arrivavano tutti i giorni, non per inginocchiarsi davanti a un dio, ma per rendere omaggio a un passato monumentale e a uno spirito immortalato nel legno e nella pietra.